Il progetto della realizzazione della centrale nucleare, votato dal Consiglio dei Ministri, votato quindi anche dal candidato Zaia, dice in maniera esplicita, ce l'ho qui, che qualora si parla di conferenza di servizi, quindi si dice che effettivamente devono essere sentiti anche i pareri, le opinioni dei territori, ma qualora non venga raggiunto un accordo, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta che ha pieni poteri, in deroga al piano regolatore, in deroga alle decisioni della regione, in deroga alle decisioni della provincia, in deroga alle decisioni del comune. Come fa un ministro, perché attualmente tuttora ministro in carica, altro vizietto che i leghisti hanno ben imparato da Roma, come la chiamavano loro, ladrona, perché sta ministro e fa il candidato, quell'altro qui di Cittadella fa il ministro e contemporaneamente fa il sindaco. Brunetta si candida a fare il sindaco di Venezia e fa il ministro. Allora, Tosi, il sindaco di Verona Tosi, non ha trovato di meglio, una volta venuto via dalla regione, di trovare il modo, uso questo termine, di far promuovere la propria moglie da semplice impiegata a dirigente nella regione, passando da un'indennità di 25.000 euro a uno stipendio di 70.000 euro, senza concorso e senza avere una laurea in tasca. Per cui anche su questo terreno qui, guardate, che è un terreno che fa male ai leghisti, perché si fanno sempre paladini di un'idea della politica fatta contro i poteri forti e che non importa i vizietti del mondo romano. Beh, oddio, anche su questo mi pare che ci sia molto da dire. Quindi non decideranno i veneti, deciderà il governo nazionale, e questo è un'altra delle motivazioni con le quali io credo dobbiamo far vincere il nostro progetto, cioè quello di promuovere il Veneto come sistema, quello di portare il Veneto primo in Europa, quello di mettere al centro un progetto del Veneto, cuore verde d'Europa, che sa investire su ciò che già le imprese venete hanno deciso, perché il 60% dei pannelli fotovoltaici d'Italia vengono prodotti nella provincia di Padova, con particolar modo nell'Alta Padovana. Quindi questo è il progetto di Veneto che vogliamo. Dobbiamo dimostrare che c'è un altro Veneto rispetto a quello dell'egoismo, della chiusura che la Lega propone. Io sono convinto. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera. Qui sono tutti cowboy, mangiarina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo la sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità.